Si svolgerà domenica 10 ottobre la 17ª mezza maratona della Concordia città di Agrigento. L'evento avrà inizio col raduno dalle ore 7 presso il Viale Falcone Borsellino di oltre 700 atleti provenienti da tutta la Sicilia e del resto d'Italia. Alle ore 8:30 sarà dato il via alla gara. La mezza maratona sulla distanza di 21,97 km sarà una gara competitiva valida per il 19° Grand Prix Sicilia di maratonina individuale e di società 2021. Quest'anno, dopo un'assenza di parecchi anni, torna la maglia tecnica che sarà della Mizuno realizzata in tessuto molto leggero di colore arancio e scritte bianche. Sentiamo in merito il dottor Calamita, organizzatore dell'evento. Questa sia una ripartenza non solo per il mondo dello sport ma per tutta quanta la nostra Sicilia. Abbiamo sempre un gran numero di iscritti, sono oltre 900 e abbiamo bloccato le iscrizioni che si chiudevano un mese prima, il 10 settembre. 900 iscritti perché? Perché la nostra è una gara che per fortuna si è accreditata nel mondo del running. Il passaggio nella Valle dei Templi sicuramente ci dà quel salto di qualità, quel qualcosa in più che altri circuiti non hanno, ed ecco perché la nostra gara è tra le più gettonate del meridione d'Italia. Un grazie al Lions di cui io faccio parte e grazie al presidente Caramazza che anche quest'anno è con noi, e grazie anche a tutti quelli che ci aiutano in questa organizzazione. Prima fra tutti devo dire il gruppo sportivo Valle dei Templi, che è il gruppo sportivo che da sempre ha fatto assieme a noi questa gara. Speriamo che il tempo ci aiuti e sia una manifestazione bella che garantisca veramente e che inizi con questo la ripresa un po' di tutto il mondo sport, spettacolo, di tutto quanto.